ci trattarono con una rara umanità. Queste parole prese dal capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, versetto 2, raccontano un po' l'accoglienza accordata dai maltesi per l'Apostolo Paolo e i suoi compagni, che erano 275 naufragati sull'isola di Malta nell'anno 60 d.C. Il protos dell'isola, Publio, accoglie questa folla di naufraghi nella sua villa vicino al mare per 3 giorni. In questa caverna, in questo ambiente, la tradizione ci dice che Paolo predicò l'Evangelo di Gesù Cristo per 3 mesi durante il suo soggiorno a Malta. La visita del Papa Francesco da noi, il 31 maggio del 2020, ci sarà un'occasione perché noi ribattezziamo questa nostra filantropia, questo nostro spirito di accoglienza, che diamo il dono dello spirito di generosità, di amore, proprio questa filantropia, questa rara umanità che viene anche rivelata nell'amore di Gesù per l'umanità. Ci ha dato la vita e noi siamo chiamati a dare la vita per gli altri, a risanare le ferite che hanno un po' fatto a pezzi il tessuto sociale, ma anche rincuorarci per poter accogliere gli altri che bussano sulle sponde delle nostre isole chiedendo un po' di assistenza, qualcuno che li tratti con dignità, con rara umanità. Preghiamo perché questa visita del Papa ci sia anche incoraggiamento per una nuova evangelizzazione.